Fiorentina e AGSM Verona si affrontano sul sintetico dello stadio Bozzi nel capoluogo toscano nel primo big match del massimo campionato. Sembra quasi una maledizione, ma come da tradizione la squadra scaligera è costretta a presentarsi con defezioni nelle gare che contano. Mister Longega non può schierare le tre azzurrine impegnate in Portogallo nelle qualificazioni europee. Ancora i box con Gouli, mentre Piemonte, febbricitante in settimana, parte dalla panchina. Al gran completo la Fiorentina con le tre ex Åkström, Carissimi e Bonetti in campo. Gara subito frizzante con Bonetti che gira sopra la traversa e Gabbiadini che risponde chiamando Åkström all'intervento. Al 21esimo Caccamo chiama Thalmann alla deviazione in angolo con una conclusione da posizione defilata. Il Verona soffre la velocità delle fiorentine sulla sinistra e al 25esimo Longega corre ai ripari sostituendo Dolstra con Piemonte e arretrando Boattin sulla linea difensiva. 3 minuti più tardi la Fiorentina passa in vantaggio con Caccamo che si accentra in area e batte l'incolpevole Thalmann. Le scaligere alzano il baricentro e vanno vicine al pareggio al 35esimo con la conclusione di Williams respinta da Bartoli che si sostituisce al portiere nel respingere la sfera. Si va a riposo con l'esiguo vantaggio viola. In avvio di ripresa le gialloblu hanno una buona reazione, ma è la Fiorentina che dopo 3 minuti perviene al raddoppio con una ripartenza micidiale. Bonetti in area serve la solissima Caccamo che realizza la doppietta personale. Le veronesi colpite a freddo abbozzano una reazione con Manuela Giuliano che ci prova dal limite, ma la sua conclusione termina alta. Le gialloblu tornano in partita al 14esimo quando Martina Piemonte dal vertice sinistro dell'area fa partire una conclusione che si insacca nell'angolo più lontano. Thalmann tiene a galla il Verona respingendo la conclusione dell'ex Bonetti, ma nulla può il 15esimo sull'incornata ravvicinata di Mauro che porta la Fiorentina sul 3-1. Opportunità per il Verona al 33esimo, capitan Gabbiadini calcia a botta sicura trovando il miracolo di Stefanie Åkström che tocca in angolo. Dopo la girandola di sostituzioni, l'ultima opportunità a tempo scaduto è per Marta Carro che chiama Åkström all'intervento a terra. La Fiorentina si impone 3-1, medesimo risultato conseguito nel capoluogo toscano nella scorsa stagione. Per la GSM Verona neppure il tempo per rifiatare che martedì c'è subito un altro match importante. In via Sogare arriva il Tavagnacco per il recupero della seconda giornata.